Cari telespettatori, ben ritornati al nostro consueto appuntamento del martedì sera. E siccome ci avviciniamo, siamo diciamo nel periodo delle festività natalizie, comunque nel cuore, desideriamo un po' staccare con quella che è la quotidianità alquanto preoccupante e problematica. Fare una piccola parentesi in questo periodo e cercare di vedere dove ci sono gli aspetti positivi, ovvero quelle realtà imprenditoriali, e ne esistono per fortuna nel nostro territorio, che possono essere di stimolo, di esempio, possono essere incentivanti, dei progetti costruttivi. Come, in che termini? Abbiamo sempre detto che è importante puntare sull'innovazione tecnologica, possibilmente dove è possibile farla, sulla formazione delle persone, perché le persone devono crescere per poter applicare poi l'innovazione tecnologica. Aziende che è importante siano nel nostro territorio, credano alla realtà e alle persone che naturalmente possono anche sviluppare delle competenze ulteriori. Progetti importantissimi, noi li abbiamo scovati e questa volta ve li vogliamo presentare, vogliamo che diventino protagonisti della nostra serata. Sarà qualcosa di provocatorio, speriamo che possa essere anche utile per fare delle riflessioni positive, quindi una risposta a coloro che sono intervenuti nelle scorse trasmissioni, erano signore soprattutto, che dicevano ma cercate di darci un limite alla esasperazione e quindi della speranza. Ecco, la speranza vogliamo proprio darla perché c'è chi ce la fa. E i protagonisti odierni vogliono essere con noi in studio e quindi ci illustreranno come si fa a crescere e a uscire da una spirale non virtuosa. Antonio Cabras, presidente Sinfonia Lab, grazie di essere Buonasera, qui con noi. grazie a Ci voi parlerà dell'invito. di un progetto molto interessante che si chiama... Si chiama Plugged, è un progetto che vi vede in qualche modo protagonisti come emittente assieme a Sinfonia e assieme alla Camera di Commercio, un progetto che racconta l'innovazione attraverso il racconto proprio di chi l'innovazione a Padova la fa e avremo modo questa sera di vedere qualche storia. Benissimo, a Padova la fa. Padova può essere un esempio di una città, sappiamo che ci seguite anche da altre regioni, ma questo era importante tirare fuori una realtà che ce la può fare. Alberto Cappellari, consulente di direzione, temporary manager, quindi settore innovazione, Buonasera. ben arrivato qui con noi, Grazie. grazie della sua presenza. Mirko Paoletto, Collegio Mazza, progetto Mi Imprendo, e vedremo anche qui di che cosa si tratta. Buonasera. Un noto collegio comunque universitario di Patavino. E Paola De Troia, marketing manager Arianna SPA. Illuminazione, LED e innovazione tecnologica in questo settore. Certo. Grazie anche a lei. Allora, abbiamo capito che è un progetto importante, cerchiamo di far capire ai nostri telespettatori che cosa è successo e che quindi che tipo di provocazione avete realizzato praticamente. Certo, siamo partiti proprio da una provocazione, nel senso che ci siamo resi conto che ultimamente, negli ultimi anni ormai, è molto più facile in effetti guardare gli elementi negativi di questa economia, anche di questa società, e un po' più difficile magari mettere in luce e raccontare quello che comunque di buono e di positivo c'è. C'è un mondo economico, oltre a un mondo associazionistico e comunque di tante componenti della società civile, ma ci concentriamo adesso su quello economico, quindi sulle imprese, sulle aziende. C'è un mondo che, in modo particolare qui in Veneto e qui a Padova, ha raccolto la sfida che la crisi ha portato, la sfida verso un cambiamento in modo appunto in positivo, in modo incoraggiante. Quello che abbiamo fatto come Sinfonia con il contributo della vostra emittente e della Camera di Commercio di Padova, che ha avuto un ruolo protagonista come soggetto che in qualche modo ha sostenuto questa progettualità, abbiamo cercato di raccontare queste storie di innovazione in modo particolare nell'aspetto tecnologico, quindi aziende giovani o meno giovani, quindi le famose start-up di cui oggi si fa molto parlare, ma anche imprese invece molto più tradizionali o presenti qua nel territorio da più tempo, come anche altri soggetti di tipo più pubblico, istituzionale, gli abbiamo dato voce attraverso un video e cercando di unire l'aspetto della TV tradizionale, quindi anche l'occasione di questa sera, con invece quel tipo di trasmissione, quindi contributi video che passano sul web, che è un altro elemento di innovazione. Quindi abbiamo raccontato queste storie, stasera le racconteremo qui e sono disponibili invece online sul sito del progetto, il progetto Plugged, disponibili. Plugged in italiano, sì, plugged.latv.it. La TV è il contenitore di una serie di progetti che raccontano l'innovazione. Plugged è il contenitore più piccolo specifico che la racconta qui a Padova e nel campo tecnologico.
Quindi, ecco, nel campo tecnologico, che cosa comporta, che cosa ha comportato e quindi che tipo di tecnologia è stata richiesta? Perché effettivamente molti imprenditori avrebbero la voglia di, però a volte spaventa perché richiedono investimenti, perché richiedono finanziamenti, sforzi notevoli e in questo momento non tutti sono in grado di farli. Certo. Invece le realtà ci sono state anche in disparati settori, quindi questo è realizzabile. Quindi semplicizziamo ancora e spieghiamo ulteriormente. Certo, le tecnologie sono le più disparate, questo almeno dalla mia esperienza quotidiana. Quello che conta assieme alle tecnologie sono le competenze che in qualche modo vanno a supporto della tecnologia stessa. Vorrei fare un passo indietro su quanto sia importante comunque l'aspetto di innovazione visto come processo e visto come continuità nel tempo. Fondamentalmente noi conosciamo storicamente tre tipi di innovazione: quella incrementale, dove una tecnologia e i processi vengono replicati e migliorati nel corso del tempo. C'è poi una tecnologia di tipo di architettura, definiamola, dove tecnologie diverse vengono unite per creare qualcosa di nuovo. E tra queste possiamo annoverare il Walkman degli anni '80, l'iPhone, qualcosa che già esiste ma viene ricombinato in modo completamente innovativo. E infine quelle più importanti ma anche subdole e pericolose per certi versi sono le innovazioni di tipo disruptive, quelle che creano una discontinuità rispetto al passato. Perché più subdole? Perché succede questo? Normalmente prendiamo ad esempio anche il settore dei LED. I LED noi lo conosciamo come tecnologia da decenni, almeno dagli anni 70 presumo esista come tecnologia. Da un punto di vista del mercato invece è una realtà che si è fatta avanti solamente nel corso dell'ultimo decennio praticamente. Questo ha determinato una situazione di discontinuità rispetto al passato, cioè le aziende che in qualche modo non hanno saputo stare al passo con l'avanzamento tecnologico sono rimaste indietro. Allora, io ricordo un'indagine secondo la quale solo il 4% delle aziende che rallentano il processo di innovazione e in qualche modo subiscono un blocco sono in grado poi nel lungo periodo di riprendere il passo e ritrovarsi ad essere tra i player di mercato ad alto livello. Ecco. Quindi subdolo in questo senso. Chi invece riesce a stare al passo riesce a implementare poi delle politiche strategiche nel corso del tempo che diventano virtuose, per cui l'innovazione porta a nuova innovazione. Questo è abbastanza lineare, poi attuarlo diventa un problema effettivamente. Sì. Ecco, facciamo i conti con la realtà del quotidiano. Ecco, per l'implementazione oggi fortunatamente vengono in soccorso tutta una serie di metodologie che vanno ed eventualmente possiamo approfondirlo poi in seguito, dall'Open Innovation, che è un sistema per gestire l'innovazione prendendo dall'esterno parte delle competenze e cedendo all'esterno, come può essere anche il caso che poi Mirko approfondirà, di competenze che non possono essere utilizzate all'interno, e poi stili di approccio all'innovazione come il design thinking, cioè l'utilizzo delle competenze e della metodologia utilizzata dai designer applicata poi anche ai processi e alle scelte strategiche aziendali. Bisogna, adesso arrivo anche a voi, ma a questo punto, siccome si parla di competenze, la competenza è la persona. Questo implica che bisogna attuare uno stravolgimento all'interno del parterre dei collaboratori dell'azienda in senso stretto. Bisogna intervenire dove? Perché non è una cosa semplice, sempre che naturalmente il titolare dell'azienda, perché qua siamo nel nostro nord-est, ci troviamo nella realtà di Padova, a parte una SPA che vedremo appunto, deve ovviamente fare delle scelte strategiche, oculate, ma anche con un passo avanti, no? Certo, parlare di stravolgimento è sempre un'accezione, riprendo la parola di Alberto, subdola o comunque pericolosa. Di certo il cuore delle nostre aziende sono le persone e anche dietro le tecnologie, sia in senso allo sviluppo della tecnologia sia all'utilizzo ci sta una persona. Parlare di stravolgimento quindi no, parlare di formazione, valorizzazione, empowerment delle persone assolutamente sì. Le aziende vanno quindi accompagnate anche verso
verso l'uso cosciente e consapevole delle tecnologie, laddove è possibile farlo all'interno dell'azienda, perché alcune competenze di base per accompagnare anche comunque la forza lavoro nel suo complesso ci sono, questo è tanto meglio. Laddove questa possibilità non c'è, si può ricorrere, come nel caso dell'Open Innovation, quindi andare a pescare l'innovazione fuori, si può andare a pescare anche la formazione o comunque un accompagnamento all'esterno. Il primo contributo video che vedremo parla in qualche modo proprio di questo, quindi ci sono strutture anche di tipo pubblico, oltre che di tipo privato, che fanno questo tipo di accompagnamento, quindi formativo e di sostegno all'innovazione, dotando le aziende che magari non avrebbero la possibilità di questo patrimonio. Perfetto, adesso lo vediamo perché teniamo sul filo i nostri telespettatori. Chiedo a lei, la vostra azienda, ci racconti un attimo l'azienda, come è strutturata, eccetera, e come l'innovazione ha stravolto a questo punto, è stata subdola oppure no per voi, poi vedremo anche in un collegio. Sì, noi, come diceva lei prima, ci occupiamo di progettazione e produzione di corpi illuminanti a LED. Siamo una società giovane, quindi nel nostro caso... Quanto tempo avete? 4 anni. Siamo nati Giovanissimi, cioè siete nate nella crisi praticamente. Siamo nati nel momento della crisi e la cosa bella, almeno secondo me, è che siamo nati proprio come la realizzazione di un sogno. Il nostro amministratore delegato 2008? 2009. No, proprio nel cuore della crisi. Più totale, e questo, nasce Arianna SPA. E questo giovane ingegnere che aveva un posto fisso, reputato, importante, ha deciso di lasciare il certo per l'incerto, facendo un salto nel buio, però anche ad occhi aperti, nel senso che cosa comunque... hai fatto? Raccontiamolo perché i nostri telespettatori credo che interessino molto esempi concreti, sì, proprio perché possono dare un lume di speranza, ma anche di attuazione pratica. Quindi abbiamo un ingegnere che era un dipendente di... Alberto Giovanni Gerli, che si è laureato in ingegneria gestionale con una tesi negli Stati Uniti e anziché continuare come cervello in fuga ha deciso di tornare in Italia. Ah, quindi torna. E già questo è stranissimo. Torna in Italia, inizia un percorso nel suo ambito, va a lavorare anche in aziende prestigiose, tra cui l'Accenture, quindi posto a tempo indeterminato, posto fisso, però ha un'idea e sente che non può abbandonarla. E quindi molla tutto e decide di appunto aprire la propria società con un obiettivo molto chiaro che è il risparmio energetico, quindi cambiare la propria vita cercando di cambiare un po' il mondo nel proprio piccolo e anche con una strategia ben precisa che è proprio tecnologia e innovazione, perché il primo passo è stato depositare un brevetto. Se Arianna ha 4 anni, il nostro brevetto ne ha 5, è festeggiato proprio l'altro giorno. Quindi capisce... Che è la prima cosa fondamentale, ricordiamolo, perché quanti imprenditori hanno commesso l'errore di non depositare il brevetto? Sì. Vabbè, primo step, questo brevetto lo so che per scontato per chi lo fa, però è importante. No, anche perché comunque c'è una trafila anche complicata che può demotivare. Lo so, no, infatti, per quello dico, però è importante farlo. Sì, e il nostro brevetto tra l'altro è anche riconosciuto dagli Stati Uniti, quindi è una cosa particolarmente significativa che l'Italia arrivi prima a livello tecnologico degli Stati Uniti, quindi anche gli Stati Uniti l'abbiano riconosciuto. E questo brevetto nella sua semplicità è rivoluzionario perché se tutti i corpi illuminanti a LED, i LED sono rivolti verso il basso con i problemi di abbagliamento che anche negli studi magari vediamo, noi invece abbiamo rivolto i LED verso l'alto e c'è un riflettore, come fosse una serie di specchi, detto in modo molto semplice, che raccolgono l'emissione luminosa e la convogliano verso il suolo in modo uniforme, quindi eliminando o comunque rendendo minimi i problemi di abbagliamento. Quindi grazie alla tecnologia abbiamo risparmio energetico e comfort visivo. Il concetto di comfort visivo, a differenza del risparmio energetico, non è misurabile sicuramente, però è qualcosa che tutti percepiamo. A me fa strano quando scendo dall'auto in questi mesi bui con mio figlio che ha 2 anni, lui dice buio e nonostante la strada sia illuminata, ci sono i lampioni accesi e un bambino piccolo si rende conto che è buio. Cosa fa il nostro comune? Il comune comunque sta pagando l'energia elettrica, comunque c'è uno spreco a livello quindi di impatto ambientale, eppure la percezione cos'è? Di insicurezza. Il comfort visivo non si può misurare, ma noi tutti lo sentiamo, lo capiamo. Quello che manca forse è proprio la consapevolezza che si può illuminare bene e paradossalmente risparmiando energia e risparmiando anche sulla bolletta. Quindi in un momento in cui le amministrazioni pubbliche fanno fatica
a pagare, è quasi paradossale che non si riesca a passare al LED. Ecco, noi diciamo che cerchiamo di porci anche quasi come fossimo non un B2B ma un B2C nella comunicazione, per cercare di far passare questo messaggio che l'illuminazione, soprattutto in ambito pubblico, dovrebbe interessare a tutti, cioè si può illuminare bene. L'azienda però è un SPA. L'azienda è un SPA, è che... diventata in questi pochi anni un SPA. Quindi vuol dire che l'idea è stata buona. L'idea è stata buona e almeno insomma ci auguriamo che continui a esserlo. È recentemente entrato nel capitale societario con una grande acquisizione, anche un gruppo molto importante come Carel SPA, e quindi diciamo che è una multinazionale che ci supporta dal punto di vista sicuramente finanziario, ma anche del sapere. Come si diceva prima, gli errori sono sempre dietro l'angolo, è importante riuscire a trovare un giusto processo, un modo di crescita, una programmazione a medio e lungo termine, e in questo non essere soli è sicuramente d'aiuto. Qui ci sarà un nodo che poi andremo a sviluppare anche dopo, perché è detto una cosa molto molto importante che forse può servire per molti imprenditori. Dopo la tiriamo fuori perché i giovani magari non riescono a cogliere questa piccola sottigliezza. Collegio Mazza. Sì, abbiamo sentito alcune parole chiave: persone, competenze, stravolgimenti. Noi lavoriamo con una fascia d'età di persone molto delicata, che è quella dei ragazzi che vanno dai 19 ai 24 anni, il periodo nel quale una persona acquisisce la sua formazione superiore, universitaria. Siete un collegio? Siamo un collegio universitario, ospitiamo studenti fuori sede che quindi vengono a studiare a Padova e poi nelle altre sedi che abbiamo a Verona e Roma come fuori sede, ma accanto all'ospitalità diamo una serie di servizi formativi che vanno a qualificare e offrire valore aggiunto al percorso formativo universitario. Quindi cerchiamo di lavorare sulla qualità del profilo personale dello studente universitario, trasferendo tutta una serie di competenze che sono chieste ormai in modo forte e sono essenziali per inserirsi nel mondo del lavoro ai livelli più avanzati. Attualmente il livello più sfidante e più avanzato del mondo del lavoro sono quegli operatori della conoscenza che lavorano nell'innovazione. Quindi già da diversi anni tutti i nostri laureati, che ormai sono più di 5.000, ci stimolavano a formare i nostri studenti nell'ambito dell'innovazione, quindi di inserirli precocemente, prima ancora della laurea, in situazioni di contatto diretto con aziende impegnate in processi innovativi. Fanno la firma tutti per questo? Fanno la firma tutti, ma in realtà non avviene, perché noi osservando gli studenti universitari ci siamo resi conto che solo 2 studenti su 10 prima di laurearsi avevano la reale opportunità di realizzare un'esperienza a stretto contatto con un imprenditore prima della laurea. Tutti sono orientati e conoscono cosa vuol dire lavorare da dipendente, pochi sanno cosa vuol dire fare l'imprenditore. La cultura imprenditoriale non si improvvisa, ma si acquisisce, si costruisce, si matura lentamente. Mimprendo è nato in collaborazione col gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria dalla condivisione della consapevolezza che la cultura imprenditoriale non si studia sui libri, ma si apprende per contaminazione. Quindi il classico, il figlio dell'imprenditore. Noi come collegio universitario ospitiamo normalmente persone per mission del collegio che provengono da fasce sociali più deboli, quindi non dal mondo imprenditoriale, e sappiamo quanto è difficile portare una persona che non ha cultura imprenditoriale in casa a diventare imprenditore. L'abbiamo fatto mettendo accanto a stretto contatto degli imprenditori con gli studenti universitari. Quindi 5 anni fa nasce Mimprendo. La provocazione, no? Di cui la provocazione. Mimprendo, che io lo definisco uno shock formativo. Uno shock formativo nel senso che porta l'universitario a stretto contatto con un progetto innovativo di un imprenditore. Quindi una cosa molto concreta, molto realistica, sulla quale l'imprenditore è pronto ad investire, riconosce un valore a questa idea, ma magari non riesce a svilupparla perché all'interno dell'azienda non ha il tempo, non ha le competenze, non ha quella naturale tendenza alla creatività e allo sviluppo che invece noi osserviamo quotidianamente in quell'ecosistema di giovinezza, di conoscenze, di creatività che sono i ragazzi quando vengono messi assieme. Allora noi andiamo dalle aziende, dagli imprenditori, chiediamo se tengono nel cassetto nascosto qualche intuizione per loro importante e gli mettiamo a disposizione un team di universitari normalmente multidisciplinare, quindi che vedono lo stesso problema da punti di vista diversi. Strategica, è una cosa eccezionale questa. Allora, siamo arrivati a un momento, diciamo così, di svolta.
Vi lascio in sospeso, riflettete intanto su queste esperienze, pochi secondi di pubblicità, poi ritorniamo insieme.